12 milioni di euro è la richiesta di finanziamento straordinario avanzata dalla provincia di Belluno alla Regione Veneto e alla Protezione Civile dopo la frana che ha travolto Cancia a metà giugno, fondi che serviranno per completare la messa in sicurezza e ripristinare quanto distrutto. A fare il punto è stato il presidente Roberto Padrin durante la riunione del Consiglio provinciale interamente dedicato al dissesto idrogeologico. Da Palazzo Piloni intanto sono già stati stanziati oltre 2 milioni di euro per gli interventi di urgenza, tra cui lo svuotamento delle vasche di contenimento e la bonifica del Boite, ma, ha detto Padrin, servono risorse e unità di intenti. Dobbiamo veramente tralasciare le polemiche. Io mi rendo conto, c'è una campagna elettorale regionale che arriva, ci sono tante questioni che ovviamente lasciano a tutti in democrazia la possibilità di parlare e io sicuramente non la impedisco, però oggi l'obiettivo principale è la tutela della sicurezza dei nostri cittadini, dei nostri turisti che arrivano nelle Dolomiti e quindi questa diventa la priorità. In sintesi, se qualcuno ha soluzioni concrete le porti al tavolo, perché, ha detto ancora il presidente della provincia, fa male leggere che i fondi per le Olimpiadi sarebbero sperperati. Si tratta di risorse vincolate, non alternative alla sicurezza e strumentalizzare una tragedia non aiuta nessuno. Dal 2009 a oggi sono stati eseguiti 19 interventi in somma urgenza, ma le risorse sono finite e anche il personale scarseggia. Abbiamo due in organico alla difesa del suolo, 2 persone, e questo diventa un problema. Noi abbiamo bisogno di risorse economiche perché dobbiamo anche far fronte a tutte le altre situazioni dell'intera provincia di Belluno. Cancia e San Vito è una parte del territorio bellunese, ma il territorio bellunese è molto fragile. Va da sé che senza una pianificazione strutturale e senza rinforzi, la montagna resta un sorvegliato speciale. La prossima seduta del Consiglio provinciale si svolgerà il 29 luglio a San Vito di Cadore, un segno di vicinanza alle comunità colpite.